Signor Presidente, consiglieri, assessori, il disegno di legge in discussione rappresenta la riforma della disciplina organica delle attività estrattive, costituita dalla legge regionale 35 del 1986. Tali norme, da tutti considerate oramai obsolete, hanno disciplinato uno dei settori produttivi caratterizzanti l'economia regionale, anche in considerazione della stretta connessione con lo sviluppo delle infrastrutture del territorio. Dalle cave provengono la maggior parte dei materiali destinati alle costruzioni edilizie, stradali, ferroviarie e idrauliche, e con imprescindibili valutazioni di carattere ambientale. Dalle cave, non correttamente coltivate o senza riassetto ambientale, derivano infatti dissesti ambientali e danni paesaggistici permanenti. Tuttavia, come viene correttamente ricordato anche dagli uffici del Consiglio regionale, obsoleta non è solo la normativa di settore, ma anche lo stesso modello economico, produttivo e di sviluppo di riferimento, che risulta ormai non più adeguato alla realtà, nonché alle esigenze dei cittadini e del territorio. Questo settore, però, non presenta solo aspetti di obsolescenza. Va infatti ricordato come, in diverse occasioni, le istituzioni abbiano avuto modo di sottolineare anche il particolare rischio di infiltrazioni mafiose cui sono esposte le attività estrattive. Nella direttiva del 23 giugno 2010, caro relatore Boem, l'allora Ministro degli Interni Roberto Maroni ricordava come il settore delle cave risulti soggetto all'ingerenza di cosche locali, tali da rappresentare una forma monopolistica di cartello in grado di condizionare con modalità estorsive l'approvvigionamento dei materiali di costruzione, predeterminandone in particolare le quantità e le condizioni economiche di acquisto. Non essendoci nel disegno di legge alcun richiamo a questo rischio, sarà nostro compito portare all'attenzione della Giunta e dell'Aula quanto avviene in altre parti della nostra nazione, per cercare quantomeno di prevenire questi fenomeni malavitosi. Ricordo che l'ultimo protocollo di legalità firmato tra il prefetto, in quel caso della provincia di Novara, i sindaci e tutte le persone che dovrebbero effettuare questo tipo di controlli è del gennaio del 2014, quindi non è proprio di una decina d'anni fa. E ricordo altresì al relatore Boem che noi non crediamo che siano tutti delinquenti i cavatori, ma noi siamo convinti che i cavatori delinquenti possono comunque fare questo tipo di attività, altrimenti non ci sarebbe bisogno di sottoscrivere protocolli nella provincia di Novara. E siccome le nostre norme permettono a tutti quanti di venire in Friuli a fare l'attività estrattiva, non vedo perché si voglia sempre mistificare la realtà e le cose che uno dice. Con questa riforma la Regione intende assicurare lo svolgimento dell'attività estrattiva in coerenza con gli obiettivi della pianificazione territoriale e di sviluppo dell'economia, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della riduzione del consumo del suolo. Così cita l'articolo 1. Nulla di più condivisibile, se non fosse che diverse disposizioni del disegno di legge si pongono in apparente contrasto con gli stessi principi ispiratori. D'altronde ha ricordato anche il relatore Revelant poco fa, siamo partiti con una certa idea, sono state accolte quelle che erano le istanze di uno dei due relatori di minoranza, è chiaro che l'altro relatore di minoranza forse un motivo per protestare ce l'ha. Prima di entrare nell'esame puntuale del disegno di legge, non possiamo fare a meno di constatare che, come nel caso della legge regionale 11-2015, poco fa citata, la disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, scritta prima dell'approvazione definitiva del PRTA, il Piano regionale di tutela acque, a proposito che fine ha fatto il Piano regionale? Anche in questo caso il disegno di legge viene presentato prima dell'approvazione del Piano regionale attività estrattive, una scelta per noi incomprensibile. Al di là del fatto che già nell'ottobre 2014 era stata annunciata dall'assessore Vito l'avanzata fase di predisposizione del PRAE, un anno e mezzo fa, lo stesso, secondo la legge 6 del 2011, come ricordava il relatore Revelant, doveva essere approvato entro giugno del 2012. A giugno del 2016, cioè una settimana fa, si affermava nuovamente in legge che il PRAE dovrà essere emanato entro un anno, quindi giugno 2017. Visti i precedenti, ci chiedete di fidarci, noi ovviamente ci fidiamo,
almeno sul PRAE speriamo che stavolta sia la volta buona, però i precedenti dicono altro. Nel frattempo, in questi ultimi anni, si sono autorizzate nuove escavazioni senza avere contezza del fabbisogno della nostra regione e della disponibilità dei diversi territori, ovvero delle autorizzazioni in essere. A titolo esemplificativo si evidenzia il dato inerente alle pietre ornamentali, da tutti ricordati come importanti ovviamente anche come attività per la nostra economia. Ebbene, a fronte di un complessivo volume autorizzato di 7,6 milioni di metri cubi di scavi al 1 gennaio 2014, ne risultavano ancora disponibili 7,1 milioni. Su 29 cave, 10 sono situate in zone di protezione speciali, le ZPS. 2 sono state autorizzate nel 2013, mentre oltre la metà era stata autorizzata da più di 10 anni. A fronte di un escavo complessivo nel 2013 di ben 118.000 metri cubi. Con questo ritmo, prima di esaurire tutto il volume che è stato autorizzato in passato, dovrebbero passare quasi 60 anni. Situazione ancora più bizzarra sarà affrontata con i dati forniti in quarta commissione e riferiti alla situazione regionale di pietra ornamentale al 31 dicembre 2015, praticamente un paio d'anni dopo. Infatti, da un raffronto delle due annualità, si nota che nel 2015 le cave autorizzate sono 24 e non più 29, nello stesso anno sono stati scavati ancora meno metri cubi, 89.000. Per contro il volume disponibile è sceso di 1.400.000, probabilmente c'era un errore nei dati perché sennò non si arriva a capire che fine ha fatto questo 1.400.000, mentre il volume autorizzato è pressoché identico, solo 200.000 metri cubi meno, rimanendo a 7,3 milioni di metri autorizzati. E poi arriviamo anche al discorso del rinnovo che faceva il relatore Boem. Sull'attenzione che si vuole riservare al nostro ambiente, come si diceva in precedenza, evidenziamo alcune contraddizioni contenute nel disegno di legge. Sono anni che questa Giunta sostiene di voler giungere all'obiettivo di consumo di suolo zero. Abbiamo anche scritto nero su bianco nel 2050. Ma poi all'atto pratico si allontana sempre di più da questo obiettivo, fondamentale per la salvaguardia del nostro territorio e per lo sviluppo sostenibile dello stesso. A titolo esemplificativo non si comprende come la finalità espressa dal disegno di legge di favorire il riassetto ambientale dei luoghi, articolo 1, commi 4 e 5, si possa conciliare con l'esclusione dell'ambito applicativo delle escavazioni delle sostanze minerali funzionali alla realizzazione di discariche. Anche qua, ancora le discariche. Sì. Qualora asportate dall'area di cantiere per un volume non superiore a 30.000 metri cubi, quantità, bene ricordarlo, che per essere trasportata necessita di circa 2.000 grandi camion. Limite, oltretutto, inesistente qualora le escavazioni siano funzionali a un'opera anche privata. Ulteriore disposizione che potrebbe generare effetti diametralmente opposti a quelli perseguiti è l'articolo 7, che, pur rinviando alla legge regionale di settore in materia di difesa del suolo, appunto la 11/2015, equipara il materiale littoide estratto e asportato nell'ambito di interventi di manutenzione degli alvei e dei corsi d'acqua alle sostanze minerali disciplinate da questo disegno di legge. Sempre in tema di autorizzazione non mancano le solite deroghe sparse